Ciao tifoso partenopeo, benvenuto nel canale Notizie Napoli Calcio. Iscriviti e attiva la campanella per continuare a ricevere le ultime notizie dal Napoli. Spalletti, ipotesi a sorpresa per sostituire Lozano contro l'Atalanta. Luciano Spalletti contro l'Atalanta potrebbe anche sorprendere tutti lanciando dal primo minuto un sostituto inatteso di Lozano. Luciano Spalletti ha le idee chiare sulla formazione che scenderà in campo domani pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona contro l'Atalanta di Gasperini. Mancherà il messicano Irving Lozano, che soffre di un risentimento muscolare accusato l'altro giorno a Castelvolturno. La soluzione più facile e preventivabile per sostituirlo porta il nome di Matteo Politano, ma il tecnico di Certaldo potrebbe anche decidere di lanciare dal primo minuto un calciatore che rovinerebbe i piani tattici della Dea. Il tecnico di Certaldo pensa di lanciare dall'inizio il suo jolly preferito, quell'Elgif Elmas che già si era candidato per un posto da titolare contro gli orobici. Il macedone è stato uno dei migliori di questa stagione, nonostante sia spesso subentrato a partita in corsa. Quando è partito titolare non ha mai fatto rimpiangere i titolarissimi, mostrando sempre grande efficienza nella sua zona di competenza. Spalletti, dunque, potrebbe decidere di sostituire il messicano proprio con il suo jolly preferito. Tifoso azzurro, chi sarebbe il tuo titolare per questa partita? Politano o Elmas? Lasciate la vostra opinione nei commenti e iscrivetevi al canale perché torno presto con le ultime notizie dal Napoli. Forza Napoli sempre!